il numero 20 Amirante, il numero 17 Barbieri, il numero 10 Abate, il numero 9 Fantecele, poi il numero 7 Merengues, 21 De Luca, 5 Suazzo, 18 Mello e poi Abdallah col 15 allenatore Battista. Andiamo quindi subito a vedere come si sviluppa la prima azione delle Mantova col colpo di testa e la palla fuori di poco, già Mantova, Caos Mantova vicino alla rete con il numero 88 Gabeca che è andato a cogliere di testa un pallone che derivava dalla metacampo. Riprende quindi l'Avellino, cercata la pressione subito dei biancorossi, palla che torna indietro all'estremo difensore, si ripartirà con un rimessa dal fondo in favore dei biancorossi. Subito pericoloso il Mantova. Sicuramente questa palla viene provata spesso, palla lunga su Cabeza che fisicamente ha pochi rivali. Qui bellissimo il lancio, veramente lontana di poco. Attenzione con ancora il Mantova vicino alla segnatura con un pallone all'interno dell'area piccola, però non ci è arrivato per un soffio Dimas. Vediamo che Kittola, anzi la Kittola è il giocatore che in precedenza aveva sfiorato il gol. Intanto stiamo raccogliendo praticamente i 5 che sono in campo, vediamo Di Guida intanto prova a recuperare, attenzione che c'è subito l'Avellino che prova a riproporsi ancora, però la palla in profondità con questo pallone al limite dell'area, poi c'è un fallo, si riprenderà quindi con un calcio di punizione nel favore del Caos Mantova. Quindi in porta Ricordi, poi abbiamo visto con il numero 13 Parrelle, poi Di Guida, abbiamo visto anche Gabeca e poi Leleco, sono questi giocatori in campo. Andiamo a vedere quindi questo calcio di punizione, già tutto schierato il Caos Mantova, praticamente già nei bordi del terreno del Neolù, tutto invece chiuso l'Avellino a cercare di coprire. Attenzione, il pallone, la concussione, la respinta e riparte l'Avellino in avanti. Ora prova l'1 contro 1, c'è la pressione da parte degli avanti del Caos Mantova, pallone in profondità, il Sfera che arriva tra le braccia di Ricordi. Ricomincia il Caos, attenzione, la palla spalla alla porta, ancora Gabeca prova ora, cerca il dribbling tra due giocatori. Qui si parla di tecnica, qui si parla anche di magie tecniche da parte dei biancorossi. Ancora Mantova che prova a fare il gioco, palla per Di Guida, ancora la concussione, poi c'è la deviazione cercata dall'estremo difensore, anche qua ancora bene Mantova. Cabeza qui che sta creando molti problemi alla difesa dell'Avellino. Adesso vedremo se Mantova continuerà sulla falsariga di questi primi minuti, se continuerà ad attaccare, vedremo come risponderà adesso l'Avellino. Ancora rimessa in gioco in favore dell'Avellino qui al Neolù, questa giornata, la 10ª giornata della massima serie, con il Mantova in campo 0-0 il risultato. Sono passati 2 minuti di gioco, 18 e 23 al termine, pallone in profondità, attenzione, c'è l'Avellino che passa in vantaggio con questo pallone filtrante. Il gol realizzato da Barbieri, quindi Barbieri che porta in vantaggio l'Avellino, palla bella in profondità a tagliare tutto il campo, poi in uscita Barbieri è riuscito a mettere una sorta di mini pallonetto, non ce l'ha fatta Ricordi. 1-0 in favore dell'Avellino. Qui praticamente l'Avellino al primo tentativo è riuscito a trovare il gol con questa bella palla, però attenzione Giulio. Ancora Avellino in avanti, il Mantova un po' in difficoltà in questa fase iniziale del match, alla fine c'è buono l'intervento da parte della difesa del Caos Mantova. Ancora Avellino, pallone al limite dell'area, ora cerca la squadra ospite Campana di arrivare, il pallone rimette tutto a posto Ricordi, ricomincia il Mantova, pallone in questo momento da Parrelle a Gabeza, ancora al limite della tunnel tentato da parte di Gabeza, poi ancora però riparte l'Avellino, la palla verso il numero 9 Pantecele, ancora a fare girare palla con Pantecele, ancora che prova il dribbling, recupera la palla il Mantova, attenzione l'1 contro 1, ancora dai che gol del Mantova, è il 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 gol del Mantova, si pareggia, Di Guida
si pareggia, Di Guida, si pareggia 1-1. Nemmeno il tempo per esultare per l'Avellino, grande Mantova, grande la scossa, grande qui, hanno fatto vedere che comunque ci sono in partita e quindi si ricomincia da capo. 1-1 e come è consuetudine del calcio a 5 c'è poco respiro e anche poca possibilità di prendere fiato. E l'1-1, ma è ancora Mantova che prova ad andare in avanti sempre con Gabessa, ma ricordo il gol in apertura realizzato da Fantecele, poi alla fine c'è stato il pareggio realizzato da Di Guida e quindi 1-1 il risultato. Partita molto tirata, attenzione che ora prova ad andare sul pallone il numero 5 Suazo, che ora ha provato a recuperare una palla però molto difficile, rimessa in favore dei biancorossi. Pallone lungo, ancora ora prova la girata, Gabecca ancora ad allargare il gioco, ancora Mantova, però non riesce a prendere il tempo giusto di Guida per la conclusione con il destro, quindi pallone che sfuma, però molto equilibrio fino a questo momento. Molto equilibrio perché il Mantova attacca bene, ma come si è visto nelle ripartenze fa un po' fatica e l'Avellino allo stesso modo in difesa subisce un po' gli attacchi di Cabessa, ma allo stesso tempo quando riparte ha fatto vedere di essere devastante. Divertentissimo come sempre il calcio a 5, abbiamo visto anche qua subito un tentativo da parte del Mantova respinto dalla difesa dell'Avellino, ma ancora Mantova che ora prova a riportarsi in avanti, limite dell'area, a cercare di far girare palla. Vediamo ora il pallone per Gabessa, prova in dribbling, Gabessa, il tiro, la concussione, la respinta, ancora Avellino che ora prova a ritornare in avanti in contropiede, fischiato però un fallo a favore dell'Avellino e quindi ricomincia dalla propria metà campo con il numero 18, fatto girare palla che era Mello, poi ancora Mello a cercare qualche soluzione, eccolo qua, questa palla laterale verso Barbieri che ora non riesce però a trovare una soluzione e quindi Mantova che prova a ricominciare dalla propria metà campo a fare girare palla, ancora gli scambi da parte del team biancorosso di mister Pino Milella, che è comunque tranquillo a seguire le azioni dei suoi. Sempre 1-1 il risultato, lo ricordo qui al Neolù di Lunetta, provincia di Mantova, col Caos Mantova contro l'Avellino in questo match molto molto importante per quanto riguarda i playoff. Ricomincia ancora l'Avellino, pallone in profondità, ancora la rimessa in gioco in favore dei Campani in casacca nero-verde, pallone da destra verso sinistra, ancora Mello che mette indietro al portiere, ricomincia quindi l'Avellino con Suazo, ancora pallone per Mello, sbaglia, attenzione che può ricominciare il Mantova sull'1-1, il pallone però non giunge nella zona di Guida, peccato, davvero poteva essere un'azione molto importante per i biancorossi. Parrelle, Gabessa ancora all'interno dell'area di rigore, la soluzione, la palla al limite però c'è un errore, non si capiscono i biancorossi, Avellino in avanti, recupera bene però palla il Mantova con il numero 17, anzi Dimash, fallo laterale in favore dell'Avellino, la palla dentro, ancora a recuperare il Mantova che può quindi riproporsi in avanti, ancora tecnica, la palla dentro però non arriva nella zona dei biancorossi. Quindi ancora si ricomincia con l'Avellino che ora prova questa soluzione offensiva, ancora fallo laterale però stavolta sempre in favore degli ospiti che ogni tanto provano qualche soluzione, stanno affrontando a viso aperto il Mantova che è sull'1-1, ricordo il vantaggio realizzato in apertura da Barbieri, poi alla fine attenzione c'è questa conclusione, recupera palla Ricordi, Mantova che quindi recupera palla in questo momento con il tiro provato da
Parrelle e palla in fallo laterale, anzi in calcio d'angolo, sempre sul pallone Parrelle. Vediamo in zona anche Dimas che va a muoversi all'interno dell'area di rigore. Il tiro, la conclusione che va a sbattere sulla difesa. Il tiro è stato quello di Bueno. Mantova che ancora prova a ricominciare la sua azione dalla metà campo, ancora al limite dell'area, non riesce l'aggancio a Bueno e palla che finisce sul fondo. Sono ritmi davvero altissimi, adesso è normale che dopo 5 minuti giocati con aggressività da entrambe le squadre ci sia qualche errore. Qui l'errore appunto di Bueno, intanto Milella che ha stravolto la squadra, adesso Dimas fa la punta al posto di Cabeza e seguiamo questa azione. Attenzione ancora Dimas che prova la conclusione, l'apertura, la laterale. Attenzione ancora un altro tiro, c'era stato Gabriel che ha provato a mettere lateralmente. Mantova che quindi può ricominciare, mantiene comunque l'assetto offensivo. Questa palla che all'interno dell'area di rigore non arriva nella zona di Bueno. Ricomincia quindi ancora l'Avellino a riproporsi in avanti, stavolta con Menenguez. Attenzione, la soluzione però proposta dal numero 5, adesso andiamo a identificare che è il giocatore, Suazo, che non è riuscito poi a centrare la porta. Ricomincia quindi le Mantova ancora con Dimas e mette una bella palla che stava per arrivarci in corsa il numero 11 Bueno. Non è arrivato l'appuntamento e quindi pallone che quindi finisce oltre il fondo. Ricomincia quindi l'Avellino all'interno dell'area di rigore, la pressione da parte del Caos Mantova, ripeto, sull'1-1 contro l'Avellino. Ruba palla, dai Mantova, il gol del Mantova, Caos Mantova, Caos Mantova, Caos Mantova, Caos Mantova ad esultare il numero 5 L'Eleco. A Mantova c'è la nebbia, a Mantova c'è brutto, ma quando c'è l'Eleco che fa gol tutto si apre. Siamo in Brasile, qua i nostri colleghi qui di fianco, anche qua vediamo, salutiamo tutti coloro che si sono messi a disposizione per questa cronaca, dal buon Tanassi che lo salutiamo, poi salutiamo qua i tanti che accorrono. L'Elecco, gol 2-1 in favore del Mantova, Rio de Janeiro qui a Lunetta, e quindi si riparte ancora con il Mantova in vantaggio contro l'Avellino. Perde palla, alle corde l'Avellino, ricominciamo, pallone ora in questo momento in profondità, cerca l'1-2, la palla che stava per filtrare nella zona di Bueno non arriva, niente da fare, sempre 2-1 in favore del Mantova. Ricomincia l'Avellino, ha provato ora in questo momento a Suazo lo scambio con il compagno di squadra, però non ha dato l'effetto desiderato e si trattava di Menenguez. Ricordi, la palla ora recuperata dal Mantova in bello stile, Dimas, sempre testa alta, ancora Dimas, recupera palla, Dimas, altra magia e ancora fallo laterale a favore del Mantova dopo l'entrata di L'Eleco, attenzione, la palla respinta dal portiere, non c'è un attimo di respiro, recupera la palla il Mantova e ora calcio di punizione e ammonizione fischiata a Gabriel da parte del direttore di gara. È una partita da due formazioni che vogliono i playoff, si vede, e ora time out. Due parole, Jacopo. E ora c'è il time out, adesso l'Avellino può finalmente respirare dopo questo enforce del Mantova che in questi pochi minuti ha ribaltato la partita, ma volevo sottolineare l'importanza di un giocatore come Dimas che quando non segna, recupera palloni, fornisce assist, è veramente un giocatore incredibile. Quindi time out di Pino Milella, insomma diciamo che fino a questo momento la partita sta rendendo esattamente come la classifica, due formazioni in lotta per i playoff lo stanno dimostrando, pochi errori, tante ripartenze, molta lotta a centrocampo, due squadre che comunque hanno poi della qualità, lo si vede chiaramente da Suazo da una parte, Dimas dall'altra, che comunque quando viene fuori fa sempre delle cose magiche, anche l'Elecco, gol bellissimo, quindi insomma fino a questo momento la partita rende bene e il Mantova comunque in vantaggio, è quello che importa per i tanti sostenitori biancorossi
12 minuti e 28 alla fine del primo tempo, col Caos Mantova in vantaggio per 2-1. È il calcio di punizione che sarà battuto dal Caos Mantova, anzi dall'Avellino, chiedo scusa. Va a comporsi la mini barriera composta da un solo giocatore, ovviamente. La palla ora è da Mello, Victor Mello, che ora prova la conclusione da lontanissimo con il sinistro, la palla recuperata bene da Ricordi, due tempi. Ricomincia il Mantova, azione, la palla in profondità con Gabriel, poi lungo, la palla è per Leleco, ancora Mantova, Dimas, attenzione, pallone per Di Guida, ancora Dimas, Brasil, anche se portoghese, lo stesso, pallone ancora recuperato dal Mantova, vediamo se ce la fa, anzi è desiderio dei tifosi, ancora un tiro, la palla è lì, il pallone ancora, niente da fare, attenzione al contropiede dell'Avellino, si parte da una parte e dall'altra, non c'è un attimo di respiro, mamma cara, Avellino vicinissimo al gol del pareggio. È il calcio a 5 così, ragazzi, prendetevi una bombola d'ossigeno, perché per seguire ogni azione ci vuole davvero tanto fiato. Attenzione, ancora Mantova prova ad andare in avanti in questo momento, pallone ora recuperato dai biancorossi con la palla ora per Dimas, ora Chitola prova, se non va del lato, no, ho commesso un errore, chiedo scusa, si tratta del numero 6, no esatto, è la Chitola, era giusto, che ora va a impostare questa azione in profondità, prova ad andarsene avanti anche il finlandese, che però non ha avuto la possibilità di chiudere il triangolo. Fallo laterale in favore del Mantova, 11:15 alla fine del primo tempo, il risultato 2-1 in favore dei biancorossi. Attenzione, pallone dentro, la palla va a sbattere sulla difesa dell'Avellino, risultato che rimane sempre quello, 2-1, ma Mantova che rimane in attacco, Caos Mantova che rimane in attacco. Vi ricordo il gol, attenzione, tiro respinto, il gol del Mantova di Guida e poi quello di Leleco per il 2-1. Vediamo il fallo laterale, la palla sulla tre quarte, ancora in profondità e c'è questa bella palla per Chitola che non è riuscito a chiudere il triangolo. Bella occasione per i biancorossi. Vediamo che ancora Mantova, insiste il Mantova, insiste con questo tiro provato da Dimas, niente da fare, ricomincia quindi l'Avellino, la palla è per Abdallah, che ora prova a concludere, anche altra respinta della difesa del Mantova, però il calcio di il fallo laterale in favore dei biancorossi. C'è stata una respinta di un giocatore dell'Avellino, ancora Mantova in avanti, questo pallone lungo, profondo a cercare l'intervento di Parrell, non è arrivato in zona, peccato. Mantova che comunque mantiene il vantaggio, 2-1, 10 dal termine, primo tempo, sta decida giornata della Serie A, il calcio 5, palla sul fondo, quindi andrà a recuperare il Mantova, pallone per in questo momento a fare girare la sfera, ancora Mantova che riesce a liberarsi dalla pressione, Cabeza ancora trova l'appoggio di un compagno, ancora a girare palla in questo momento il Caos Mantova con Parrell che non è riuscito poi a mettere in profondità. Ricomincia il Caos, anzi l'Avellino, palla fuori, lungo pallone verso Chitola da parte di Ricordi, rimessa in gioco in favore del Mantova, sarà lo stesso Chitola l'incaricato della battuta del fallo laterale, anzi Chitola in questo momento in possesso del pallone, ancora prova a fare girare palla il Caos Mantova in questo momento con questa azione in profondità con il tiro che però non ha buon fine da parte del biancorossi. Ricomincia fallo laterale però in favore del Mantova,
Ecco qua la palla ora per Di Guida, l'autore del primo gol. Ancora a fare girare palla, prova il Caos Mantova, ancora una deviazione, la rimessa in gioco è in favore del Caos. Ora cerca anche un po' di alleggerire la pressione, la formazione di casa, momento un po' più di stanca ora della partita, ma l'arbitro ora vede un'irregolarità, altro cartellino giallo per biancorossi. È rimessa in gioco per l'Avellino con il numero 9 Fantecele, che ora prova a fare girare palla. Vediamo la sua soluzione, una palla dentro, buono l'intervento di Ricordi, altro fallo laterale a calcio d'angolo in favore dell'Avellino, che è passato in vantaggio in questa partita, lo ricordo, con Barbieri. Poi è arrivato il gol del pareggio di Guida e successivamente la rete realizzata dall'Elenco per il 2-1 parziale. Ancora calcio d'angolo in favore dei campani, la palla recuperata però dal Mantova, che ora prova con Gabessa una soluzione molto difficile, un pallonetto da molto lontano, lo si è fatto trovare impreparato l'estremo difensore dell'Avellino. Quindi ancora azione che può ricominciare dalla metà campo degli ospiti, anzi direttamente dall'estremo difensore. Eccolo qua, si riparte quindi con l'Avellino e la pressione dei biancorossi. Mantova la prova a rubare palla a centrocampo, ce la fa, attenzione, attenzione, la palla al limite, il tiro, ancora la respinta del portiere. Mantova vicino al gol, ora prova l'Avellino ad andarsene in avanti, attenzione, c'è un fallo di Chitola, cartellino giallo, è il terzo fallo se non vado errato per il Mantova, uno solo ne ha commesso l'Avellino, quindi andremo a vedere la soluzione di questo calcio da fermo con il numero 18 Mello pronto alla battuta. Si avvicina anche Suazo. Una buona giocata qui di Abate, che è riuscito ad andarsene in mezzo a tre, poi Iucca non ha potuto fare altro che atterrarlo e adesso concede una punizione a un Avellino che da 2 minuti sta attaccando in modo più aggressivo, sbaglia un po' di più ma pressa molto più alto. Vediamo questo calcio di punizione. Avellino con la palla non lontana dalla porta difesa dei Ricordi, la palla dentro, lo schema non ha funzionato perché c'è un grande Ricordi, questa è una gran parata davvero, già aveva fatto un mezzo miracolo prima, poi ha completato l'opera con una gran parata davvero. Mantova quindi che mantiene il 2-2, prova ora a ricominciare l'Avellino, che in questo momento ci pare leggermente più frizzante sotto l'aspetto del puramente atletico, e Mantova sta un pochettino rifiatando, è iniziato molto forte sotto l'aspetto della pressione della corsa. Mantova che ora cerca anche di rifiatare un attimo. Ricordi, vediamo ora Gabeca, poi questa palla lunga a cercare l'intervento da parte del numero 88 del Caos Mantova, ma ricomincia ancora l'Avellino lungo il pallone, il recupero da parte del Mantova, la palla, attenzione, cercata da Parrelle, non gli riesce l'ultimo dribbling necessario per cercare poi il tiro. Attenzione, Gabessa, la palla in profondità, il tiro respinto dal palo. Molte le proteste, qualcuno dice che è calcio d'angolo, altri dicono che è stato colpito solo il montante. L'arbitro dice che invece è calcio d'angolo, già battuto la palla all'indietro, però battuto un po' male questo calcio d'angolo, però per fortuna c'è l'intervento a sistemare tutto da parte di un ottimo Gabessa. Sta facendo una gran partita di quantità, avanti, dietro, sempre presente, e ricomincia il Mantova. Attenzione, palla lunga alla ricerca di un compagno, alla fine è Suazo. C'è stato l'errore che però stava per favorire Bueno, non è riuscito ad arrivare proprio sulla sfera, a un passo
dall'estremo difensore dell'Avellino. Palla però sempre biancorossa, 7 dal termine, 2-1 in favore del Caos Mantova. Vediamo la palla dentro, l'aggancio di Guida fallito per un soffio, ancora Caos Mantova, il tiro respinto dal portiere, riparte ancora l'Avellino, palla un po' di difficoltà, attenzione, dalla dentro respinta, grande intervento difensivo, ancora Avellino in avanti. Ci aveva provato Fantacieli ad andarsene in profondità, niente da fare. Attenzione, palla per Suazo. Suazo prova a fare girare questo pallone, va a trovare Fantacieli ancora. Avellino con Mello. Suazo ancora a girare palla all'1 contro 1. Vediamo, pallone poi a sempre girare sul lato destro del campo dove trova qualche soluzione in più l'Avellino. Mantova sempre in grande pressione e impedisce in questo momento all'Avellino di avere maggiori soluzioni. Ancora a riprendere l'azione in profondità la squadra ospite in questo momento sotto di un gol, ricordiamo 2-1 a favore del Caos Mantova. Antecele a girare palla per Suazo, che però non riesce il dribbling. Veramente grande partita in fase di difensiva da parte del Mantova fino a questo momento, a parte la sbavatura in occasione del gol del vantaggio dei padroni di casa. Fino a questo momento tutto bene. Attenzione però ancora con questo tiro niente da fare, ma è Avellino che sta giocando decisamente meglio in questo momento del Caos Mantova. Mantova che fa fatica in questo momento a riconquistare palla, sempre Guardingo, infatti è così, peccato per Gabriel, a tu per tu col portiere, occasionissima mancata dai biancorossi. Qui Gabriel non è un finalizzatore, si vede, ma bravissimo a recuperare il pallone. Ma attenzione adesso ancora Fantacieli. Fallo. Sì, dicevamo che attenzione. E purtroppo c'è il gol, ma ci sono le proteste da parte del pubblico di casa. Vediamo un po' cosa è successo. Il Mantova stava facendo un cambio, spiegami bene Jacopo. Allora, in teoria durante la sostituzione si dovrebbe fermare il gioco, perché comunque prima della punizione l'arbitro ha fermato il gioco. In realtà qui l'Avellino ha battuto subito, non hanno visto la sostituzione, ma a quanto pare non l'ha vista neanche l'arbitro. E infatti mi sa che hanno convalidato il gol, è 2-2. Gol convalidato e altro fallo segnalato al Mantova, siamo a 4 ora. Situazione un po' pesante dei falli per i biancorossi. 2-2, momento difficile ora da parte del Caos Mantova a 5 minuti dal termine. E tra l'altro scusatemi la battuta, nel Caos non abbiamo capito chi è il giocatore che ha segnato il gol dell'Avellino. Adesso poi lo andremo a identificare. Ancora poi il Mantova a cercare quindi di mettere a posto un po' la situazione. 2-2, peccato perché il Mantova in precedenza al gol dell'Avellino aveva sbagliato un clamoroso gol con Gabriel. Ancora però Mantova, vediamo, Dimas ed è il fallo. C'è il fallo, stavolta proteste che vanno a buon fine. Calcio di punizione in favore dei biancorossi. Secondo fallo per l'Avellino, quarto fallo per il Mantova. 2-2 il risultato, 5-25 dal termine. Ancora chiediamo lume su chi ha fatto il secondo gol dall'Avellino, ma non abbiamo capito qual è il secondo scorer della formazione del Campana. Fra un po'. E ancora Barbieri, ci confermano, quindi doppietta di Barbieri, quindi 2 gol di Barbieri, poi di Guida e Leleco. Attenzione quindi a Gabriel, la punizione, la botta che va a sbattere su un giocatore dell'Avellino. Mantova che quindi si mantiene in avanti, ancora rimessa in favore dei virgiliani. Palla ora recuperata dal Mantova, prova quindi a riordinare le idee
questo momento Leleco, ancora Leleco, vediamo, punta l'uomo, poi alla fine preferisce cercare un'altra soluzione, poi ancora Leleco, prova una conclusione velocissima, niente da fare. Ricomincia quindi l'Avellino, che ha trovato in maniera un po', attenzione, questo pallone tagliato lateralmente, la palla dentro. Ogni tanto ci sono questi tagli da destra verso sinistra e là Barbieri sta facendo qualche danno, forse un po' più del normale. Ogni tanto sembra che sia scomparso dal gioco, ma quando ricompare poi è sempre davanti al portiere. Attenzione, la conclusione altissima sopra la traversa. Squadra molto concreta, molto sorniona l'Avellino. Ora cerca maggiore vivacità il Mantova. Attenzione, questa palla in profondità proposta da Dimas, che però non riesce al suo dribbling. Ricomincia ancora il Mantova con una conclusione stupenda da parte di Leleco, la palla non lontano dalla porta. Ancora riprende il gioco quindi l'Avellino. Mantova che ora prova a ricacciare in avanti l'Avellino, poi recupera palla ancora la formazione virgiliana dopo un tentativo proposto da Suazo. Dimas prova a giostrare questo pallone, allarga Dimas, poi Gabriel però non completa l'eventuale sovrapposizione di Dimas, ancora rimessa in favore del Mantova calcio a 5, del Caos Mantova. Dimas all'1 contro 1, ancora Dimas, fa girare palla ora questa sfera che finisce nella zona di Gabriel, lunga con palla che finisce sul fondo a 3,59 dal termine. Ancora attenzione, palla persa da parte dell'Avellino con questa palla dentro e c'è un fallo grande come una casa, grande come una casa. Simulazione dicono no. Bah. A noi non è sembrato simulazione, anzi bravissimo qui Cabessa a recuperare la palla, poi bellissimo il colpo di tacco per l'inserimento di Leleco che aveva trovato spazio, poi è stato ricevuto un blocco, è caduto, l'arbitro ha deciso per la simulazione. Secondo me poteva decidere per il non fischiare, perlomeno non dare faro al Mantova, ma nemmeno simulazione. Peccato davvero, perché il Mantova stava per finalizzare una bellissima azione, c'è stata una sorta di velo a cercare di far entrare in area Leleco, niente da fare. Ricomincia quindi il caos con questo recupero da parte di Ricordi, la palla sempre nella zona di Barbieri che stava per fare male ancora. Ha provato ora a recuperare palla il Mantova, lo fa tramite fallo laterale. E ora Chitola, poi Leleco, prova Leleco, attenzione Leleco, ancora Mantova, no! Un passo dalla porta. Peccato, ancora biancorossi in avanti, in tiro, la palla che si impenna a recuperare. Davvero peccato, vicinissimo al gol del vantaggio del Mantova. Una palla dentro all'area piccola, ancora a cercare in là. Niente da fare per l'Avellino. Molte proteste questa gara all'indirizzo del direttore di gara. Fatto molta confusione in occasione del secondo gol dell'Avellino, dove era stato richiesto un cambio da parte del Mantova. L'Avellino ne ha approfittato per segnare, dal regolamento non dovrebbe essere convalidato. Comunque ancora prova l'Avellino a finalizzare, altro cambio intanto nelle file del Mantova. Vediamo ancora all'interno dell'area di rigore, prova questa conclusione su Suazo, la palla fuori, riprende Ricordo, l'estensione lungo, prova a ricominciare il caos. Chitola, la palla è per Bueno, poi la recupera Dimas, sempre sicuro, testa alta, la palla bella era questa qua
Era una gran boccia, si dice nel gergo mantovano, era una gran boccia, niente da fare. Sempre elegante Dimas quando prende palla. Qui Bueno non l'ha capito, Dimas ancora che continua a dispensare assist, veramente una partita pazzesca del 77 mantovano. Ancora prova a chiudere la pressione il Mantova per cercare di rubare palle pericolose sulla metà campo, a 2:16 dal termine, 2-2 risultato. Ancora la rimessa, ancora in avanti il Mantova. Dimas prova il dribbling, Dimas, attenzione il tiro, la palla fuori. Peccato, veramente gli manca solo il gol a Dimas in questa partita, perché sta facendo tutto molto bene. Ancora la palla lunga nella zona di Barbieri, che continua a farsi vedere nei momenti sempre opportuni, si può dire, e quando c'è lui diventa sempre pericoloso l'Avellino. Dimas, Chitola, Di Guida, Dimas ancora all'interno dell'area di rigore, Gabriel, Dimas, Gabriel, attenzione, vediamo la palla al limite, Dimas ancora prova a far girare palla il Caos Mantova, ricordi, ancora in profondità, vediamo questa soluzione, attenzione Gabriel, la palla poi per Di Guida, tiro tentato. Quindi si riprenderà con una rimessa in favore del Mantova. Intanto c'è, attenzione, a 1:28 dal termine, sempre 2-2 risultato. Pallone in profondità, prova il tiro, ancora una volta bella la respinta del portiere dell'Avellino, che sta facendo una buona gara, almeno intercettato 4 palle estremamente pericolose. Ora prova il Mantova, attenzione, non gli riesce l'aggancio a Gabriel, la palla in profondità, il tiro, c'è il gol realizzato dall'Avellino con Barbieri, ancora Barbieri, veramente una spina nel fianco, un giocatore che si è fatto veramente vedere poco, ma quelle poche volte è stato concretissimo. Terzo gol per l'Avellino, 3-2. Mantova che quindi prova a riproporsi in attacco, squadra, ripeto, molto sorniona. L'Avellino sta approfittando di una bella giornata del portiere e di questo Barbieri, che già il terzo gol praticamente in 3 tiri, è veramente molto pericoloso. 53 secondi alla fine del match, della prima parte della partita, prova il Mantova perlomeno a chiudere in parità la primo tempo. Ancora a girare palla, Mantova dentro, profondità questa palla che non arriva, attenzione a rubare palla, Avellino in avanti, tiro fuori, 36 secondi dal termine, molto pathos qui al Palalù. Chitola, Mantova che prova ad andarsi in avanti con Capessa, perde palla, attenzione, 1 contro 1, ricordi, tiro, bravo Chitola a tirare fuori una situazione che era davvero drammatica per il Mantova. Completamente ribaltata nel giro di 2 minuti. Mantova che stava cercando il gol del vantaggio e si è ritrovato in svantaggio, sta perdendo ora e vedremo adesso, penso che racimoleranno le forze per il secondo tempo, adesso vedremo quest'ultima azione. Pallone in profondità, ora recuperata la palla da questo momento da Di Guida, in lotta questi ultimi secondi della partita, attenzione, ricordi, la palla fuori, per fortuna Mantova in grosse difficoltà, si alza anche Milella a redarguire i suoi, ma finisce qua praticamente, eccola qua, finisce il primo tempo di questo Caos Mantova Avellino, 3-2 in favore dei campani. Ricordo il vantaggio di Barbieri, il palleggio di Guida, il vantaggio di Leleco, poi Barbieri 2-2, poi 3-2, quindi possiamo riprendere la nostra cronaca col Mantova che ora è in campo con Matteus,
poi Chitola e poi anche Capessa. E ora ricomincia quindi la formazione con il finlandese che ora prova a fare girare palla, ancora Chitola, pallone per Parrella, ancora Mantova che prova quindi la soluzione offensiva con questa palla che però non giunge all'interno dell'area di rigore. Riprende quindi i biancorossi da Ricordi, ancora in profondità, la palla nella zona di Gabessa. Caos Mantova che ora prova a fare girare palla. Attenzione, da indicazioni Milella su eventuali soluzioni per cercare di essere pericolosi in questo avvio di secondo tempo. Palla che stava per favorire Parrelle che però non è riuscito a girarsi. Ancora Parrelle, limite dell'area, ancora prova una conclusione ribattuta, ma ancora Mantova che mantiene il possesso del pallone. La respinta, poi riparte l'Avellino tra le proteste del pubblico di Mantova, e la palla che poi finisce nella zona di Suazo che mette dentro il gol del 4-2. Molte proteste da parte del pubblico di Mantova, ma anzi è il numero 18 Mello che ha realizzato la quarta rete per l'Avellino. Quindi Mello, dopo i 3 gol di Barbieri, mette sul 4-2. Mantova in decisa difficoltà, ora prova una reazione alla formazione virgiliana, ma c'è questo tentativo, con palla respinta dall'estremo difensore dell'Avellino. Ancora Mantova che quindi prova a riproporsi in attacco, palla che va a sbattere sul giocatore ospite in profondità, la tiro, la respinta da parte di Ricordi che va a recuperare palla, poi prova eventualmente a servire un compagno, preferisce poi appoggiare, quindi fare ricominciare l'azione in profondità. Ancora pallone con le proteste decise da parte del pubblico mantovano, il netto fallo commesso dall'autore dell'ultimo gol, Mello. Calcio di punizione che stava per essere battuto, doveva essere in teoria un altro giallo in questo caso, però l'arbitro non dà ulteriori disposizioni. È stata praticamente la stessa situazione del gol dell'Avellino, del 2-2. Il gioco era fermo, l'arbitro aveva dato indicazioni sia alla barriera che al giocatore. Qua la palla è stata battuta prima, ma l'arbitro ha giustamente fermato il gioco e vedremo adesso comunque chi si appresterà al tiro. Sono Iucca, Cabessa e Parrell, vedremo. Vediamo la soluzione del tiro vicino al limite non lontano dall'area di rigore. Tutti schierati a difendere i giocatori dell'Avellino. Parte lo schema con pallone in profondità, la respinta di testa, ancora fallo laterale in favore del Caos Mantova che ha grosse difficoltà anche a trovare qualche spiraglio. Nel primo tempo non è bastato un buon Dimas per cercare soluzioni, ma ripeto, ciò che ha fatto la differenza è stata la concretezza dell'Avellino, ma soprattutto l'ottima prestazione del portiere. Fallo laterale in favore del Caos Mantova che mantiene si mantiene in attacco. 18 minuti al termine della partita, 4-2 per l'Avellino. Il calcio d'angolo, vediamo la soluzione con questa palla messa al limite, la palla che poi non arriva verso la porta, riprende quindi davanti l'Avellino, dentro ancora a recuperare palla il Mantova in questo momento con il numero 16 Matteus ancora in possesso del pallone. Prova ora a fare girare palla il Caos
all'interno della rigore con questa palla, vediamo al limite un dribbling che funziona, un altro, poi batte e ribatte all'interno del rigore. Sembra in primo momento che l'Avellino sia stato in grado di poter rimediare, ma poi palla che va a sbattere sul soffitto del Neoludi Mantova, quindi si riparte con un fallo laterale. Il colpo di tacco tentato, la palla che poi sfila tra 2 o 3 giocatori, niente da fare, profondità, recupera Ricordi, riparte quindi il Mantova, pallone dentro, niente, non ci arriva Gabeca, che ora va in pressione a cercare di rubare palla, ancora prova ad uscire dalla propria del rigore, calcio di punizione, un po' inventato questo, visto che è inciampato nettamente sul pallone. Intanto c'è una espulsione temporanea per Chitola, quindi espulsione per Chitola. E cos'altro c'è da dire? Adesso si complica ancora di più la situazione su un risultato già bugiardo per il Mantova. Avellino bravo comunque a sfruttare le sue occasioni, Mantova un po' sfortunato, adesso con l'uomo in meno sarà ancora più difficile. Situazione decisamente complessa ora per il Caos Mantova. Continuano le proteste, tra l'altro dei biancorossi, non riescono a mandare giù una direzione di gara che per certi momenti ha dato grosse grattacapi al Mantova, soprattutto in occasione del secondo gol dell'Avellino e anche del quarto in sostanza. Avellino in superiorità numerica, vediamo ora come riuscirà a sfruttarla. Veramente grosse difficoltà ora per il Mantova, che dovrà lottare moltissimo per cercare di mantenere il risultato. Una formazione che ha bisogno come il pane. Intanto recupera bene palla il Mantova. Attenzione, Espulso anche l'allenatore perché è dietro il campo, non è più in panchina, e quindi espulso anche l'allenatore del Mantova. direi che è una rarità anche questa. Sì, non l'avevo mai visto per ora, non si era mai visto l'allenatore espulso nel Caos Mantova. Comunque adesso vedremo se riuscirà comunque a dare indicazioni. Vediamo intanto ancora l'Avellino che prova a ricominciare la sua azione offensiva, niente da fare per il numero 18 Mello, che ora prova a fare girare questo pallone all'interno della rigore. Attenzione, la palla al limite, ancora a cercare un varco utile per il tiro la squadra campana. Vediamo che se gli Irpini, già in vantaggio di 2 gol, riusciranno eventualmente ad allungare. Tanto Ricordi va ancora a respingere un'altra palla importante. Ricomincia quindi l'Avellino, sempre 4-2 in favore degli Irpini. Risultato molto pesante per la classifica di massima serie. Questo qua è un risultato ancora. Ricordi, intanto va a recuperare palla il Mantova. Vediamo se riuscirà a mantenere il possesso. Sale alta la pressione, c'è il calcio di punizione fischiato in favore del Mantova. Proteste ora da parte di Ricordi, l'arbitro va a derogare, non c'è buon feeling sicuramente, ecco, mettiamola così, tra il direttore di gara e il Mantova. Io ho l'impressione che qui la terna arbitrale non è stata in grado di usare lo stesso metro di giudizio durante questa partita confusa a certi tratti. Qua attenzione. Attenzione, ora prova ad andarsene in avanti l'Avellino, niente da fare, altro calcio di punizione fischiato, vediamo in favore di chi. Mantova sta facendo molta fatica in questa seconda frazione. Espulso Chitola, fuori anche Milella. Ora sempre
nervosismo alto, ma Mantova che comunque in inferiorità sta mantenendo, insomma, perlomeno sta cercando di chiudere nel migliore dei modi gli attacchi dei campani. Calcio di punizione in favore dell'Avellino. Mantova che per ora non è riuscito a esprimere il gioco del primo tempo, sembra che dal gol del 4-2 stia cercando di contenere i danni, adesso vedremo se riuscirà a giocarla. Punizione in questo momento, battuta la palla laterale, poi alla fine il gol realizzato e sono 5 le reti ora messe a segno dall'Avellino, con Suazo quindi che è andato a realizzare il gol del 5-2. Momento estremamente difficile per il Caos Mantova che deve riordinare le idee. Vediamo se riusciranno Dimas e compagni a rimettere in sesto una partita che non si è messa nei giusti binari, ma nel calcio a 5 tutto può accadere. Ancora palla in profondità, niente da fare, l'1-2, palla che arriva al limite, recupera palla bene il Caos Mantova, ora prova a riportarsi in avanti. Ci vuole anche molta pazienza, molta lucidità in questi momenti, cosa non semplice quando si è sotto di 3 reti. Attenzione, un errore però ora inconsueto da parte di Dimas. Fallo laterale per l'Avellino che prova quindi a riprendere la sua azione dalla profondità. Ancora lungo questo pallone all'indirizzo degli avanti Irpini, però c'è stato l'ottimo intervento di Ricordi, è andato quindi a deviare questo pallone. Attenzione il tiro, la respinta, la palla sopra la traversa, quindi pallone che quindi sfila sul fondo. Arbitro che però ha visto un tocco di mano da parte di Ricordi, quindi si riprenderà con un calcio d'angolo per l'Avellino. Ancora fallo laterale, quindi si mantiene in attacco il team Irpino, vantaggio di 3 reti, 5-2, 14 dal termine. Palla ora con la pressione tentata dai biancorossi con lungo, questo pallone che però non giunge nella zona di Abdallah. Riparte quindi il Mantova, fa girare sfera in questo momento con Parrella, ancora al limite dell'area il tiro, la palla che però va a sbattere sul palo da parte di Dimes, ancora rimessa in gioco in favore dei biancorossi, provano ad andarsene in avanti, la palla poi da Leleco a Di Guida, pallone poi ancora fatto girare, vediamo come cercherà il Mantova di riportarsi in avanti. Leleco alla battuta, palla Di Guida, Dimas, Leleco, attenzione però allo sbaglio, errore grossolano di Leleco, la palla, c'è il gol ancora una volta da parte dell'Avellino, un fallo, un errore abbastanza netto e la rete realizzata ancora una volta da Barbieri. Veramente grande giornata per il giocatore dell'Avellino che va a mettere a segno il suo 4º gol. 6-2 per l'Avellino, Mantova davvero in difficoltà. Sì, sembrano veramente 2 squadre diverse, quelle scese nel primo e nel secondo tempo. C'è da dire che comunque il Mantova sta pagando la poca freddezza sotto porta, perché le occasioni le ha avute nel primo tempo, mentre l'Avellino ha avuto meno occasioni, però è stato molto più cinico, è stato in grado di sfruttarle al meglio e il risultato comunque diciamo un po' bugiardo, cioè sarebbe giusto il vantaggio dell'Avellino, forse non di così tante lunghezze. Comunque squadra, il Mantova che ha, come hai detto te giustamente, mostrato una buona rotazione di palla, certo che magari nel momento opportuno non è riuscito magari
essere più concreto, a differenza di un Avellino che le minori occasioni che ha avuto a disposizione le ha sfruttate sicuramente meglio, insomma. Sì, il Mantova bravissimo come sempre nel creare molto volume di gioco. Forse appunto il problema di questa squadra, perlomeno in questa partita, è stato questo. Adesso è un po' difficile, vedremo cosa succederà. L'importante sarebbe in teoria per i tifosi mantovani sbloccare subito la situazione. Vediamo ora la palla recuperata da Di Guida, prova lateralmente a mettere questo pallone, però la palla esce, quindi sarà l'Avellino a ricominciare. Questo pallone aperto da Fantecele, ancora Fantecele all'1 contro 1, prova lo scambio, palla che però esce abbondantemente. Ricordi, Bueno a battere nella zona di Guida. Dimas prova una soluzione, Dimas però preferisce mettere per Gabriel. Mantova che ora prova ad attaccare anche con l'estremo difensore, vediamo se avrà la possibilità con la superiorità numerica di tentare la via del gol. Ricordi, palla dentro, attenzione, c'è recupero da parte di Gabriel, ancora fare girare palla, vediamo il pallone, attenzione, recupero da parte del Caos Mantova, per fortuna per i biancorossi. Il cambio con Parrella è già stato effettuato, subito Ricordi ad entrare tra i pali. Ancora quindi Mantova che ora prova la pressione, già più tranquillo ora il gioco da parte dell'Avellino, visto il vantaggio di 4 reti a 11 dal termine. Vediamo quindi ancora cambio con Parrella. Mantova che quindi riprova la superiorità numerica, attenzione, c'è l'errore, vediamo che in questo momento può sfruttare la mancanza del portiere, ma Mantova che ora prova a recuperare in avanti questa azione di contropiede, niente da fare per il tiro tentato da Gabriel, non è riuscito, anzi Gabeca, a mettere il pallone in rete. Ancora ottimo intervento dell'estremo difensore dell'Avellino, il risultato che rimane quindi di 6-2 per gli Irpini. Mantova prova tutto per cercare perlomeno di a ritornare al gol, che potrebbe quindi dare maggior spinta, maggior entusiasmo ai biancorossi. Parrella, Gabeca, ancora palla verso l'Eleco, c'è il tentativo ora da parte dei Irpini che ora vanno a segno, rischi che si possono prendere, gol che si possono prendere, e quindi c'è il gol del 7-2, la rete realizzata dal numero 15 Abdallah, che porta quindi a 7 le segnature. Mantova in grossa difficoltà, vediamo se riuscirà a riportarsi l'Eleco, ancora a fare girare palla, cerca lo scambio, la palla e il gol importante per mantenere vive le speranze, una bellissima conclusione con palla che entra in rete, quindi Caos Mantova che si porta sul 3-7. Gol molto bello, di grande qualità da parte di Dimas, che è riuscito a concludere in maniera forte e potente nell'angolo. Quindi Mantova che accorcia le distanze, ancora Dimas cerca l'1-2, attenzione, palla in avanti, il tiro però respinto dalla difesa dell'Avellino. Ancora Mantova che prova a riportarsi in avanti, 10 dal termine, 3-7 il risultato. Pallone ora
sempre recuperato dall'Eleco, ancora in profondità, vediamo, dentro la palla respinta, ancora lì, danza la palla all'interno dell'area di rigore, la pressione, ancora l'altra pressione, la palla recuperata dal Caos Mantova, il tiro, niente da fare, ancora il tiro, respinta del portiere e ancora calcio d'angolo. Portiere ha fatto davvero molte belle cose in questa gara. Mantova che ricomincia con Parrelle, ancora a farci la palla all'Eleco. L'Eleco ora punta a uno scambio con questa palla che arriva all'interno del rigore. Attenzione Parrelle, il tiro, la conclusione, la respinta, ancora Mantova che ora le prova tutte per cercare perlomeno un altro gol. Ancora la palla per Dimas, veramente una pressione incredibile da parte del Caos Mantova a recuperare. Vediamo se il Mantova riuscirà perlomeno a rientrare in gara. 3-7 il risultato. Attenzione, ancora biancorossi, cercare di far girare palla. Dimas, l'Eleco, il tiro di punta, la palla recuperata ancora da Dimas. Bene Dimas, attenzione, Mantova in doppia superiorità numerica, vediamo se ce la fa. Attenzione ancora Mantova, palla dentro, vediamo. Palla Dimas, l'Eleco, palla dentro, ribatte ancora. Incredibile questa palla e pallone che poi finisce in rete. La rischi che bisogna prendere e si porta a 8. Gol realizzato da Mantecele, quindi 8-3. Il risultato. Mantova che però non vuole assolutamente perdere le speranze. Vediamo a 8-24. Sono rischi che purtroppo il Mantova si deve prendere per cercare di rientrare in partita. Certo che la situazione diventa sempre ogni istante più difficile per il Dimas, che ormai fa sia l'attaccante che il difensore che playmaker, ormai fa tutto in questa squadra. Qui attenzione, ha rischiato il Mantova di subire il nono gol. 8-3 risultato per l'Avellino, 8-11 dal termine. Recupera palla il Mantova, pallone per Bueno, poi Gabriel. Dimas, palla ancora per Bueno, ancora Dimas, dentro, pallone che però non va a buon fine. Bueno se l'ha trovato praticamente a porta vuota, non è riuscito a mettere dentro. Riparte dal fondo ora Dimas, con la Mantova di guida, anzi Bueno, poi palla al limite, il tiro respinto dalla difesa dell'Avellino. Non ha cercato direttamente Mello la soluzione verso la rete sguarnita, pallone che è uscito e si riprenderà quindi con un fallo laterale, anzi con una rimessa dal fondo in favore dei biancorossi. 8-3 il risultato, 7 dal termine, palla dentro, fallo, calcio di punizione in favore del Mantova, il risultato 8-3, cartellino giallo, palla battuta, stavolta però a differenza ha fermato. In questo caso era giusto fermare il gioco perché era stato ammonito il giocatore, quindi l'arbitro ha fermato il gioco, quindi dovrà rifischiare per far ripartire. Non è accaduto lo stesso nel caso del gol dell'Avellino. Comunque vedremo adesso questa punizione. Calcio di punizione in favore del Caos Mantova. L'Eleco, limite dell'area, a far girare palla, Parrelle. Dimas, ancora dentro, ancora, però un errore da parte della retroguardia del Caos Mantova, che ora prova a ripartire con questo pallone in profondità provato da Parrella. Ancora Mantova che prova a difendersi anche dagli attacchi
ma altro fallo e altro calcio di punizione in favore dell'Avellino. Qui un altro sombrero del numero 9 dell'Avellino, un giocatore molto tecnico che ha segnato molti gol in questa partita, e adesso il Mantova ha cercato di riprendersi in questi minuti, ma ovviamente il divario è grande e probabilmente la testa non è più quella del primo tempo. Adesso punizione per l'Avellino. Calcio di punizione per l'Avellino, 8-3 il risultato per i campani. Mantova che nel primo tempo era andato in svantaggio, poi era riuscito addirittura a ribaltare, andare sul 2-1, poi una volta sotto 3-2 alla fine del primo tempo ha cercato il tutto per tutto per cercare di rimettere il sesto. Si è ovviamente scoperto ed ha subito il gol dell'Avellino, ripeto, squadra molto concreta che deve ringraziare la bella prestazione del suo estremo difensore, che veramente ha fatto molte parate, in particolare nella prima frazione di gioco. Ancora Mantova che prova a far girare questo pallone, il tiro, la palla che non giunge a destinazione, riprende quindi Parrell, ancora il tiro, la conclusione, la respinta del portiere. Quindi ricomincia ora l'Avellino la sua azione in profondità. Parrell sbaglia, Leleco però riesce a recuperare, a mantenere il pallone in gioco il Mantova. Leleco, il pallone, tiro ancora, Leleco, il tiro, la respinta, palla che però viene ancora recuperata dal Mantova, quindi le prova davvero tutte. La formazione di Milella, espulso, è una vera rarità anche questa. Leleco ancora a farle girare palla, Parrell, vediamo il tiro, la soluzione della parata, ancora la rimessa per il Mantova. Parrell, Leleco, Parrell, non giunge, non si chiude lo scambio ancora, però a recuperare palla Bueno, che non è riuscito poi nel dribbling conclusivo a cercare la via del gol. Quindi fallo laterale per il Mantova. Vediamo ora la rimessa che sarà battuta con l'Elenco pronto a recuperare il pallone. Eccolo qua, far girare patta, Parrell, Dimas ancora, Mantova che prova quindi a muovere di più il pallone, ma è veramente difficile trovare soluzioni per il gol. Vediamo se riusciamo in questo momento, non niente da fare, poteva essere una buona azione questa per cercare la via del gol. Recupera palla intanto il Mantova in qualche modo, però non riesce a mantenerla in campo Dimas. C'è il time out, 8-3 il risultato in favore dell'Avellino. Ricordo i marcatori: 4 gol per Barbieri, 2 di Fantecele, Suazzo, Mello e Abdallah, e poi il gol invece realizzati di Guida, Dimas e Leleco per quanto riguarda il Caos Mantova. Ci vuole un miracolo ora. Sì, adesso è davvero difficile, 5 minuti dalla fine, mancano 5 gol, giocando col portiere volante bisogna limitare i danni il più possibile in difesa e essere ciò che si è stati nel primo tempo, ma un po' più cinici là davanti. Time out che si conclude, quindi rimessa, si riparte quindi con un calcio, con una rimessa in favore dell'Avellino, con Abdallah pronto alla battuta. Eccolo qua, prova quindi a riproporsi in avanti la formazione irpina. Attenzione a questo errore difensivo che stava per favorire Dimas.
non è riuscito poi ad approfittarne al 100%. Riprova il Mantova in questo momento. Dimas non ha il varco giusto per il tiro, poi alla fine ci prova ancora una volta Gabessa. Parrelle, ancora Gabessa, ancora Parrelle, il tiro, la respinta del portiere, ancora prova l'Avellino a sorprendere l'estremo difensore, ma si riparte con Bueno. Vediamo ora la soluzione, questa palla in profondità, fallo laterale sempre in favore dei biancorossi. 4:30 dal termine, 8-3 il risultato per l'Avellino. Parrelle, ancora dentro Parrelle, prova una soluzione al centro, però la palla va a cozzare contro il soffitto del Palalù da una deviazione di un giocatore dell'Avellino, quindi rimessa per il Mantova. Parrelle, ancora prova ad infilarsi a questo scambio, non si chiude, recupera comunque palla Leleco, ancora Leleco, fa girare palla per un compagno, ancora Dimas. Parrelle, tiro e gol del Mantova che si porta a 4. La rete adesso non abbiamo visto bene se c'è stata una deviazione sulla riga di porta o se la palla è entrata direttamente dal tiro di Dimas, se non vado errato. No, era Parrelle, sicuramente ha toccato il palo, non ho idea se poi Bueno è riuscito nella deviazione o se è toccato direttamente il palo e poi è entrata. Sembrerebbe che la deviazione sia stata solo del palo. Quindi diamo il gol virtuale a Parrelle, quindi 4-8 il risultato. Attenzione, l'1-2, palla recuperata bene dal Mantova che prova quindi a riproporsi in avanti. 3 minuti e 35 alla fine, 4-8, 8-4 per l'Avellino. Ancora Mantova con Dimas, la palla dentro, stava per favorire Bueno, peccato l'aggancio, non è riuscito, quindi recupera Abdallah che però perde palla. Ancora Caos Mantova, prova quindi a riproporsi in avanti, la palla in profondità, il tiro, la palla che però non giunge a destinazione in porta dopo il tiro realizzato da Cabeza. Sembra che questo gol abbia dato un po' di coraggio adesso alla squadra di Milella, vedremo adesso come si svolgerà la partita, ma questo gol era quello che serviva alla squadra per provarci gli ultimi 3 minuti. Palla in profondità, attenzione, tu per tu col portiere, bravo Ricordia a respingere. Ancora Mantova che prova quindi a riproporsi in attacco. Parrelle, Gabriel, Dimas, ancora prova lo scambio, la respinta dopo il tiro provato da Cabessa. Ancora Dimas, non arriva la palla a Cabessa. Parrelle a girare palla, ancora Dimas, il tiro, la palla respinta dalla difesa dell'Avellino, quindi rimessa per i biancorossi. Vediamo il fallo che sarà battuto in questo momento con palla verso Parrelle. Dimas, Parrelle, ancora prova il Mantova con questa conclusione che però è alta e non precisa da parte. Attenzione, ora prova in profondità, ma ancora Mantova. Parrelle, Gabriel, Dimas, Parrelle, Gabriel, ora gira la palla, ancora Mantova che ci prova. Parrelle, vediamo se un gol potrebbe eventualmente rimettere in discussione un risultato già molto compromesso. 8-4 per gli Irpini. Dimas, Parrelle, ancora gira la palla, Parrelle, ancora cerca di infiltrarsi in questo momento Dimas, poi la conclusione fuori dalla difesa da parte dell'Avellino.
lungo, palla lunga, attenzione, stop e poi recupera palla il Mantova, ci prova in questo momento e c'è il gol realizzato in questo momento dall'Avellino, che porta quindi a 9 le segnature, a 1:43 dal termine. La rete realizzata da Barbieri, quindi altro gol per Barbieri che porta quindi a 4, penso, i gol realizzati in questa partita. Mantova quindi sul 9-4. Vediamo ora questo pallone in profondità, cerca ora di recuperare il Mantova, ma è l'Avellino che però in contropiede si mantiene sempre pericoloso e soprattutto molto concreto. 1:18, 9-4, ancora la palla e pallone che sfila sul fondo. Vediamo ora la rimessa a favore degli Irpini. Vediamo ora palla in profondità che può favorire quindi il Mantova. 9-4 per l'Avellino. La palla dentro, attenzione, gol! Mantova che accorcia ulteriormente le distanze con la rete realizzata da Bueno. 5 Mantova, 9 Avellino, 1 minuto dal termine. Arbitro che fa ripetere il rinvio. Peccato davvero, perché era una partita che Mantova poteva portare dalla sua parte, ma è stato veramente... Attenzione che ora il Mantova prova questa azione in profondità, niente da fare. Provato subito la conclusione ancora, i biancorossi, tiro, la respinta. Un po' di fortuna anche da parte dell'Avellino, che ora prova addirittura con questo bel dribbling, palla dentro, e sono 10 gol realizzati dall'Avellino. Vediamo veramente bella azione in profondità e la rete realizzata da Abdallah. Quindi 10-5, ormai agli sgoccioli il match, con il Mantova che prova a riportarsi in avanti per queste ultime battute. Vediamo che c'è questo tiro e la palla che ha dato l'illusione ottica del gol, ma Dimas non è riuscito a realizzare. Ancora Mantova che prova le ultime battute con Dimas che non è riuscito a girarsi. Avellino che prova a chiudere in avanti questi ultimi 10 secondi della partita. Palla però recuperata dal Mantova. Bueno, vediamo Bueno, prova l'1 contro 1, attenzione, il tiro di Bueno, la palla ancora a sbattere sulla difesa dell'Avellino. Partita che è stata molto equilibrata nel primo tempo. Secondo tempo uno sbandamento grosso dalla parte del Mantova, più una superiorità numerica ha consentito all'Avellino di riprendere il largo. Poi alla fine il Mantova ha cercato di rimettersi in partita, ma l'Avellino ha sempre risposto colpo su colpo, e quindi finale di 10-5. Si può dire quindi merito dell'Avellino di aver intrapreso e effettuato la partita con il miglior modo possibile. Il Caos Mantova ha provato, ma non ha avuto una costanza di rendimento per tutta la partita, quindi esce sconfitta, ma ci sarà tempo per recuperare, Jacopo. Sì, sicuramente il coach Milella farà di tutto per analizzare al meglio questa partita, capire cosa non è andato, più che altro cosa non è andato nel secondo tempo, perché nel primo il Mantova sembrava avesse la testa per poter amministrare la partita, poi forse anche per colpa di un arbitraggio non, diciamo, al massimo. Comunque adesso sicuramente bisogna dare dei meriti all'Avellino, che sotto porta ha dimostrato di essere letale.
Quindi dal Neolù possiamo chiudere dal palazzetto dello sport di Lunetta di Mantova. Avellino 10, Caos Mantova 5 ed è tutto.